Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato il precetto pasquale in un luogo forse insolito, un supermercato a Santa Maria del Campo, a Rapallo. In realtà questo incontro è ormai una tradizione. Da 5 anni il vescovo visita questo luogo di lavoro nel tempo di Pasqua e lo fa nel clima che contraddistingue proprio tutta l'attività, il clima di famiglia e di condivisione. È una grande famiglia che accoglie un po' un padre che ogni anno gentilmente viene a trovarli e, per pregare insieme e per ringraziare, perché si sa che il lavoro è oggi più che mai un qualcosa di effimero, perché sappiamo quanti problemi ci sono legati alle attività e anche proprio alla ricerca di un'occupazione, e quindi ringraziare e pregare affinché il lavoro ci sia sempre. Il pastore della diocesi ha proposto una riflessione incentrata sul dono della fede, un dono, ha detto, che va assimilato proprio come il cibo. Noi ci nutriamo di Cristo morto e risorto, di colui che ha fatto la sua vita un dono per noi. Quando diciamo risorto, diciamo la vita nuova che Lui ci ha dato, che alimenta, se noi alimentiamo, la nostra fede. Il negozio di Santa Maria del Campo, baluardo contro la grande distribuzione, dà lavoro a 13 persone. Però è veramente un'attività di famiglia, cioè anche chi lavora con noi è, direi, parte integrante della nostra famiglia, e questo forse è un po' quello che fa la differenza, perché la grande distribuzione si sa che ormai conta numeri, no? E invece qua forse contano ancora le persone, grazie a Dio, per cui davvero lavoriamo insieme, portiamo avanti un obiettivo, cioè quello di mantenere viva questa realtà con tutte le difficoltà del caso, perché la grande distribuzione è difficile mantenersi competitivi allo stesso modo, e quindi insomma è una lotta. Direi che siamo comunque un punto di incontro, se vogliamo, un po' del paese. Ci sono altri punti ovviamente, perché ci sono altre attività sempre a carattere familiare che si snodano un po' su tutto il percorso della via, però noi siamo sicuramente un punto di incontro.